Sabato 29 aprile ci sarà una giornata, un'intera giornata a Verona, dove il Corriere della Sera porterà le sue firme, porterà imprenditori, professori universitari, testimoni del bello, perché a Verona si parlerà del bello, ma non il bello solamente in senso estetico, si parlerà del bello con il quale si può fare impresa, il bello che si coniuga alla manifattura, perché l'Italia ha una grandissima miniera che è quella della bellezza, l'arte, la cultura, ma non solamente. Il bello è anche la capacità artigiana e della manifattura di creare cose belle, il cosiddetto Made in Italy. E Verona e il Veneto, il nord-est, sono un luogo nel quale questa grande capacità c'è, anche perché il Veneto ha questa particolarità di aver avuto ad esempio la prima grande fabbrica d'Europa, che è l'Arsenale di Venezia, dove i gesti di chi costruiva le navi si sono quasi come tramandati in una forma di artigianato che nel tempo in Veneto è diventata così la caratteristica di questo territorio, saper fare bello. Sarà una giornata piena di eventi, ci saranno molti eventi diffusi a Verona, dove ci saranno concerti, ci saranno mostre d'arte aperte proprio per l'occasione, ci saranno molte tavole rotonde dove appunto questi temi verranno discussi.